Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi! Inizia la Racola! Pochi passi da qua inizia il percorso ciclabile della Treviso-Ostiglia. Alle mie spalle la bellissima Porta Santi 40. È una delle 3 porte cinquecentesche che aprono verso il centro della città di Treviso. Dovete immaginare che la città aveva una cinta muraria anche in epoca classica e a un certo punto venne ristrutturata nel XII secolo perché c'era bisogno di maggior difesa. Ancor di più, con l'inizio delle rivalità con la Lega di Cambrai, i veneziani decidono assolutamente di rafforzare ulteriormente la difesa delle città di Padova e Treviso. Ecco che l'antica cinta venne rasa al suolo e su progetto di Bartolomeo d'Alviano venne costruita la nuova cinta muraria della città, quella appunto rinascimentale, con 3 ingressi: Porta Altinia del 1514, Porta Santi 40 del 1516 e Porta San Tommaso del 1518. Porta Santi 40 venne costruita sotto l'amministrazione del podestà Andrea Vendramin, tanto che era chiamata Porta Vendramina. A un certo punto però si decise di ritornare al nome originale, legato alla chiesa di Sant'Agnese, che era dedicata ai 40 martiri di Sebaste. Quindi ritorna a essere Porta Santi 40 nel 1691 appunto, e la scritta autocelebrativa del podestà Vendramin venne scalpellata. Guardandola si nota tra una lesena e l'altra che ci sono degli stemmi. In particolare uno rappresenta la città di Treviso, uno rappresenta la podesteria di Vendramin e un altro invece lo stemma del doge Loredan, che era al comando della Serenissima proprio quando venne costruita questa cinta muraria. E poi c'è questo grande leone marciano, imponente, che però venne distrutto nel 1797 dall'impero napoleonico. L'alto rilievo che vediamo oggi è una copia realizzata a inizio Novecento. Marcassa, sei contento? Contentissimo! Oggi con questo sole saltellando, dove mi hai portato? Siamo sopra le mura della città di Treviso. Bella! Esattamente a 30 metri da Porta Santi 40, dove inizia il percorso della meravigliosa pista ciclabile Treviso-Ostiglia. E perché me lo dici? Perché la faremo tutta in bicicletta! Ah. Alla scoperta di paesaggi, monumenti, architetture, borghi e tante storie. Andiamo? Andiamo! Via! Ed eccole qua, le biciclette. Ecco perché non dobbiamo fare questa in Ostiglia. Come? Con le biciclette. Sì, ma pedalata assistita però, perché sì, ma già lo sapevo, anche perché ti stupirò. Guarda. La cartina che Maria Claudia gentilmente ci ha donato, sulla quale è un po' piccolo. Sì, si vede il logo. C'è il logo. Che è molto particolare. C'è il logo. Dopo con qualche magheggio lo vedrete meglio. È molto particolare perché, caro Lele, allora puoi notare il lettering delle stazioni di una volta. Infatti la pista è costruita sul sedimento della ferrovia che da Treviso portava all'Ostiglia. Quindi... Il colore blu delle insegne
delle stazioni, eccetera, certo. eccetera, ma anche dei cartelli stradali. Poi adesso. la T e la O che diventano una ruota e un manubrio. E il manubrio, sì. Che vuol dire però anche Treviso Ostiglia, insomma. E la forma, il contorno logo, che si era trova quella quella delle biciclette. si metteva sotto il fanale una volta Sì, con sì, la sì. marca della bicicletta. La mia nonna aveva la Quante bici cose, bianca. quante cose. Tutti in un logo piccolino. Noi ci mettiamo il caschetto e Vai, partiamo, ok? caschetto, tutto piccolo. Eccolo qua. Caschetto, Dove lo metto? caschetto. Bene, via. Stiglia, via. Vai. Stiamo arrivando! Partiamo! Si parte. Ti seguo. Mi segui. Conducimi, Volevo conduttore, anche conducimi. ringraziare l'ufficio turistico Campo San Pierese che ci ha prestato le e-bike. Per fortuna. Le e-bike, via! Guarda che roba, Questo cos'è? Ponte Cervara. No, Occhio. maledizione. L'acqua. Aiuto. Ah, l'acqua è il Sile. Ah, ok. È proprio figo qua il pezzo che abbiamo fatto. Molto molto bello. Tutto alberato. Esatto, all'ombra, al sole, bello. Poi abbiamo passato anche un punto ristoro. Sì, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Sai che so che lo sai, ma prima abbiamo beccato il cartello con scritto direzione di là e direzione di qua. Sì. Perché? Perché? Perché è bidirezionale. Ah! Non è un senso unico, non è che noi stiamo andando in questa Sì, direzione. si però può fare da entrambi i versi, diciamo. È che sembra banale, ma non è così Adesso andiamo a da Losi. sottovalutare. Sì. Andiamo a Losi. E bello, è così. E no? soprattutto molto, come dire, sicuro, perché hai visto che prima delle strade, le poche strade che incrociamo, Poche però. sì, ma molto poche, ci sono Le barriere. le barriere, bello. Andiamo a Losi, bello. andiamo a Losi. Losi. Gallo! Milele Marcazzi. Che bello! Beh, chi tu? No, dai, io sono qui, tutto. qui, ok. Guarda che bel mulino. Sì. Sembra di essere in una favola. Sì, bello. Stefania! Eccola qua. Ciao Stefania, come stai? Ciao, molto bene. Benvenuto all'Osi di Cervara. Sì. Veramente siamo già incantati, no? Sì, affascinati. E in effetti è un posto magico. Siete all'interno di una delle ultime paludi del Sile e c'è un sacco di natura, quindi animali, piante e anche qualcosina che noi, che abbiamo la gestione di questo posto, che Andiamo a scoprirla, che dici? Sì, tu Possiamo andare a scoprire. Voi pensate alle parole, io penso alle emozioni. Ok. Vado Va a bene, godermi faremo così. questa chicca. Va bene. Ok, ciao, io Ciao. vado da solo. Ciao. Ciao. Cara Stefania, raccontaci in breve dove ci troviamo. Quindi hai detto che è l'ultima delle paludi del fiume Allora, Sile. siamo all'interno di un parco naturale, che è il parco regionale del fiume Sile, e siamo all'interno di un'area naturalistica protetta. Parte visitabile, parte no. La parte visitabile è costituita dai sentieri nei quali si può passeggiare e scoprire quella che era la natura originaria di questi posti.
Cos'è che più ti colpisce di questo luogo? Una tua sensazione, una tua emozione? Beh, io che ci lavoro, per me ogni giorno è diverso, perché entro in punta di piedi in un ambiente antico Sì. e quindi senti il rumore dell'acqua, incontri gli animali. È un modo di vivere che è andato perduto e che va riscoperto e fatto conoscere. E si può raggiungere questo luogo in che giorni, quando siete aperti? Allora, noi siamo aperti al pubblico nei fine settimana, con orario continuato, e poi durante la settimana per i gruppi, su prenotazione, per le scuole, e raccontiamo con le nostre attività didattiche, le visite guidate, eccetera, quello che c'è all'interno del parco. E all'interno del parco abbiamo aggiunto anche dei progetti faunistici per raccontare meglio gli abitanti di questo posto. Ma tipo che animali ci sono qua, per esempio? Per esempio ci sono ovviamente le folaghe, le anatre, i cigni, ma ci sono anche le cicogne e ci sono anche i gufi. Perfetto, bellissimo. E poi la vegetazione vastissima, La quella che un vegetazione tempo che- si trovava lungo il fiume Sile. Esatto. È rimasta integra. È per certi rimasta versi. integra perché vivere a mollo non è facile e quindi qua ci sono tutte le specie che si sono adattate nel tempo con l'evoluzione a vivere nell'acqua. Gli ontani, i salici, i pioppi e tutte quante le piante acquatiche che accompagnano Fantastico. il corso dell'acqua. Passeggiamo insieme, ti va? Volentieri, Andiamo? volentieri, andiamo. Beh, Ivo, Ah, Ci fai Stefania! qua? Scusa, possiamo sederci perché ero sì, dai, affascinato. accomodati, accomodati. Dopo la mia camminata mi sono seduto qui perché affascinato dalle cicogne. Non tanto perché ho scoperto che non sono venuto al mondo a bordo di una cicogna, come si pensa. quanto per il fascino di questi volatili. È vero, sono davvero affascinanti e in questo momento stanno anche facendo sentire la loro voce, battono il becco per comunicare. Questo ok. è un verso strano che però permette a loro di riconoscere per esempio le coppie. Ma come mai queste cicogne qui? Sono qui perché questo è un progetto che è partito qualche annetto fa, nel 2009, per aiutare questa specie a ritornare a vivere qua, come succedeva qualche secolo addietro. Ma qua in questa posizione in particolare per qualcosa o... Beh, in questa posizione perché è una zona umida che alle cicogne piace, perché qua trovano tutto quello che serve per vivere, per mangiare, e anche perché noi siamo sotto una delle 3 rotte migratorie di questa specie. Perché ricordiamo che le cicogne vanno in giro, A portare i volare. bambini sempre, certo. Esatto. Ma qua esistevano già cicogne? Non c'erano? Sono arrivate? Allora, esistevano fin dai tempi del Medioevo, c'erano. Poi per tutta una serie di problemi ambientali ovviamente le cicogne si sono allontanate. Le abbiamo portate appunto qualche anno fa in modo da poter creare una piccola colonia di animali che rimanga stanziale qua e che attiri le selvatiche, Ah, in modo da incrementare la possibilità per questi animali di fermarsi e di ricostruire questa rotta migratoria ormai perduta. perché le selvatiche possono trovare potenziali accoppiamenti Esatto, e cibo. Dicono, esatto. se loro sono là Ah, e stanno bene, perché andiamoci io no? anche noi. Certo, esattamente, funziona proprio così. Esatto. Quindi poi nidificano, Sì. figliano. Figliano, quest'anno è andata bene, Sì. hanno i loro piccoli e se tutto andrà bene, insomma a settembre i piccoli che sono nati dai nidi saluteranno i genitori e partiranno. Continuiamo a sentire il silenzio.
quanta bellezza! Sto percorrendo questo porticato a semicerchio, una mezzaluna, nel cuore di Badoere, quella che si chiama Piazza della Rotonda. Badoere fa parte del comune di Morgano e una leggenda racconta che derivi da Murgania, figlia di un console romano, ma così bella, ma così bella, che gli abitanti di questo territorio avevano identificato come la dea Venere, da quanto bella appunto era. In realtà cosa succede? Che con l'arrivo dello Stato da Terra della Serenissima Repubblica di Venezia, quindi siamo nel XVI secolo all'incirca, si creano molti opifici perché questa terra era ricchissima d'acqua. Opifici quindi vuol dire mulini, produzione, la ricchezza cresce e la terra era stata spartita tra alcune famiglie nobili della Serenissima Repubblica di Venezia. Ne cito solo due, le più importanti, i Badoer e i Marcello. Proprio Angelo Badoer decise a un certo punto, nei pressi della propria villa di campagna, questa dimora domenicale, di costruire questo stupendo porticato ad uso commerciale. Quindi arriva quasi prima di altre realtà simili. Mi viene in mente la Royal Crescent, che si trova a Bath, quindi in Inghilterra, in cui il pensiero illuminista del tempo costruiva queste strutture utili ovviamente alla produzione e al commercio, ma con una razionalità davvero importante, quindi delle linee essenziali molto aperte in cui si commerciava. Ecco, dovete immaginare che questo era un grande mercato, sotto ogni arcata c'era un banco e un magazzino, quindi tutte piccole botteghe di artigianato in quest'area, mentre dalla parte opposta, che non è una mezzaluna identica a questa, un po' più scarna, un po' più povera, più semplice, di là appunto si commerciavano soprattutto granaglie e prodotti dell'agricoltura. Da questa parte, che è più elegante, più classicheggiante, invece prodotti diciamo di qualità maggiore derivati dall'artigianato. Inglobata all'interno di quest'area quasi rotonda, diciamo, c'è una bella chiesa dedicata a Sant'Antonio e costruita nel 1645. Io adesso raggiungo il prato al centro della rotonda, dove incontrerò Maria Claudia, che è una delle responsabili di questo grande progetto che è la ciclovia Treviso-Ostiglia. Maria Claudia! Buongiorno, piacere. Piacerissimo, ci siamo sentiti al telefono, però finalmente ci incontriamo e in che posto bello, eh? Veramente. Siamo all'interno dell'emiciclo, chiamiamolo così, della rotonda di Badoere. Io ho percorso questi 14 chilometri, devo dire, ribadisco, meravigliosi, della marca trevigiana per ora, poi sconfineremo, e qua insomma transita questa ciclovia così famosa e bella. Raccontaci un po' perché vale la pena provarla. Durante il viaggio della Treviso-Ostiglia, che è questo snodo di circa 70 km Sì. attualmente, si interseca tutto quello che è il cuore del Veneto, quindi un paesaggio che si trasforma da un paesaggio naturalistico, artistico e poi nuovamente naturalistico. Io faccio parte dell'ufficio turistico del Campo San Pierese, quindi mi occupo all'interno dell'ufficio di seguire la parte di comunicazione e promozione turistica, seguo prevalentemente la parte dei social, la parte del Sei sito. anche una guida, tu diciamolo. Sì, sì, quindi insomma anche questo è una capacità insomma, che poi inserisco all'interno del lavoro. E poi come soggetto gestore della ciclovia ci occupiamo anche di tutto l'aspetto di manutenzione, quindi lo sfalcio dell'erba, il presidio settimanale di questa pista. Diciamolo anche a tutti perché così hanno un motivo in più per recarsi qua, che ci sono dei punti di sosta
molto belli Esatto. e molto utili, vero? Sì, sì, durante questi chilometri la cosa molto bella sono tutti i servizi, quindi ex stazioni, ex caselli che sono stati riconvertiti in punti ristoro. Lungo il tratto, diciamo, che da Treviso arriva fino a Campo San Piero ne contiamo ben 4, come dire, ogni 8 chilometri circa c'è un punto di sosta e sono tutti punti ristoro che sono diversi gli uni dagli altri, quindi non sono omogenei ma offrono anche servizi diversi. E poi ci sono i noleggi biciclette, Sì. che è un altro servizio molto importante. Una cosa che vediamo spesso è l'utilizzo dell'intermodalità. Molte persone che arrivano con il treno magari iniziano o a Treviso o verso Grisignano di Zocco, quindi si arriva con il treno, si percorre la pista e poi si rientra al punto di partenza utilizzando di nuovo il treno. Quindi è un percorso che possono fare davvero tutti, poi se utilizzano le bici che abbiamo noi oggi a pedalata assistita è veramente una passeggiata in mezzo alla bellezza. Io ringrazio Maria Claudia perché continuo insieme a Divo questo percorso che ci conduce verso la provincia di Vicenza. Grazie davvero. Grazie. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I lost everything to you. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're maybe. Maybe I grieve you, and if you wanna leave, if you care, you make out on a night thing to wear. Let a lot on night thing too bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by. Goodbye, just gonna smile. Yeah, yeah. Ooh, baby, baby, it's a wild world. And I always remember you like a child girl. Ci troviamo nella cella della visione del santuario della visione di Campo San Piero, luogo che si trova appunto lungo la Treviso-Ostiglia. Ciò che dà preziosità a questo luogo è il fatto che questa cella ricorda l'episodio in cui Antonio di Padova ha visto Gesù bambino, per questo cella della visione. E il motivo per cui poi Antonio verrà rappresentato, oltre che con il giglio e con il Vangelo, con il bambino in braccio. Alle mie spalle vedete la tavola antoniana, così chiamata, recentemente restaurata, che è la perla di questo santuario. Era la tavola sopra la quale dormiva Sant'Antonio e il santo, dormendoci sopra, aveva impresso la sua immagine, la sua silhouette, che però nel tempo andava scomparendo. Per questo i frati nel 400 chiesero ad Andrea Vivarini di riprodurre lungo la silhouette l'immagine di Sant'Antonio. Vedete come la tavola è in qualche modo rovinata ai lati, questo perché i devoti, venendo qui, volevano un pezzo di questa tavola considerata appunto una reliquia. Noi frati minori conventuali siamo qui dal 1895 e siamo qui a custodire la memoria di Antonio, ad accogliere tutti i pellegrini o anche i turisti che vengono qui per conoscere Antonio, qui al santuario
della visione, ma anche al santuario del Noce, che è appunto il santuario cosiddetto, così chiamato perché sorge sul luogo dove stava l'albero di noce sopra il quale Antonio è venuto a passare le ultime settimane di vita fino al 13 giugno 1231, giorno in cui, sentendosi venire meno le forze, chiese ai frati di riportarlo a Padova, al convento di Santa Maria Mater Domini, dove avrebbe voluto morire. Caricato su un carro trainato da buoi, alla fine morì presso l'Arcella, dove c'era un convento di Clarisse, e in quel luogo sorge ora il santuario di Sant'Antonio all'Arcella, che custodisce appunto la memoria del transito di Sant'Antonio, del passaggio da questo mondo all'altro. Morendo Antonio dirà: vedo il mio Signore. Quindi davvero siamo contenti di essere qui. Il santuario, oltre ai servizi tipici dei santuari, le messe, le confessioni, ha annessa anche una casa di spiritualità che offre la possibilità di vivere dei tempi prolungati di silenzio, di raccoglimento, di formazione. Abbiamo anche uno spazio dedicato all'accoglienza delle famiglie e dei gruppi giovanili. Accanto al santuario del Noce c'è anche un monastero di Clarisse, per cui davvero chi viene qui in questa cittadella antoniana, se si può usare questo termine, trova tante possibilità di incontro, di ascolto, di formazione. Alle mie spalle il santuario del Noce, una piccola chiesa del XV secolo che si trova proprio all'uscita della via ciclabile che stiamo percorrendo, la Treviso-Ostiglia. All'interno è custodito un ciclo di affreschi straordinario della scuola padovana appunto del 1500. C'è molta arte a Campo San Piero. Lungo il perimetro di questo parco che ci accoglie troviamo delle splendide statue dell'artista Romeo Sandrin, e oggi incontreremo assieme a Divo anche un giovane scultore davvero molto bravo, una delle cui opere è proprio esposta tra il campanile e il santuario della visione, che risponde al nome di Giovanni Zoli. Il Noce, questa pianta molto importante che era situata qua evidentemente, e si racconta che ci salisse Sant'Antonio negli ultimi giorni della sua vita a predicare ai contadini. Ma il Noce è una pianta davvero particolare, quindi adesso vivremo un po' il legno con Ivo, non solo del Noce, ma anche di quel legno che si trasforma davvero in opera d'arte. Il Noce, genere Junglands, la ghianda di Giove. Lo sapevate che la noce che noi mangiamo e siamo abituati a vedere al supermercato in realtà è il seme del frutto, perché il frutto è una drupa, come dire, un'oliva, però la parte carnosa viene detta mallo in tutti i frutti, dove non è commestibile la parte carnosa e polposa, ma si mangia il seme, come nel caso della noce. Ma la cosa strana di quest'albero in particolare è che lui gemma i primi giorni di giugno, molto tardi rispetto a tutte le altre piante che lo circondano, e casualità vuole che gemmi proprio circa in corrispondenza con la tredicina di Sant'Antonio, cioè quel percorso di preghiera che nei primi 13 giorni di giugno porta poi alla ricorrenza della sua morte. Ma adesso, visto che anche quest'albero ha donato il suo legno per molte opere d'arte qui a Campo San Piero, vado ad incontrare una persona che usa il legno ma anche altri materiali per creare.
in bicicletta, vorrei sottolineare, con il caro Lele. Ci siamo imbattuti in Campo San Piero, che è nel percorso, e oltre ai santuari che avete visto, abbiamo incontrato Giovanni, un orafo di terza generazione che un giorno, una mattina, si è svegliato e ha deciso di dedicarsi anche alla scultura. Come mai? Beh, allora tutto è nato un po' per passione a 17 anni, quando ancora frequentavo l'Istituto d'Arte a Padova, e assieme appunto all'oreficeria, all'arte orafa, ho cercato di seguire questo istinto, questa passione, e ho cercato un dialogo attraverso altri materiali. All'inizio mi ispiravo molto al dialogo tra uomo e natura, quindi l'amore che nutro per alcune tribù dei nativi americani. E ora sto trattando, da alcuni anni, sto cominciando ad affrontare il tema del mito, che attualizzo e poi rendo così, insomma, presente, e racconto appunto queste storie attraverso il mito, insomma. In effetti l'orafo è comunque uno scultore in miniatura, se si può dire. Esatto. Tu ti sei espanso utilizzando altri materiali. Certo. Che materiali? E dai, raccontaci qualche cosa di tecnica. Allora, beh, innanzitutto, come ho detto appunto prima, all'inizio lavoravo sui tronchi, quindi sgorbie, compravo le prime sgorbie, i primi attrezzi, la motosega per sgrossare il tronco e poi per rifinire attraverso le sgorbie. E poi, non contento del legno, perché mi dava dei limiti, ho cercato appunto la terracotta, quindi l'argilla, che è molto più malleabile, la cera d'api, attraverso cui realizzo queste fusioni in bronzo, quindi dalla cera creo questo stampo in gesso refrattario, e che poi appunto viene fuso attraverso la tecnica millenaria della cera persa, e dove appunto poi realizzo la cosiddetta fusione persa. Tutte queste tue opere le fai, sì, perché ti vengono dal cuore, è una tua passione, immagino che, sì, insomma, bisogna anche mangiare. Bisogna anche campare. No, perché bisogna dare atto all'arte, bisogna comprare le opere d'arte, quindi c'è anche maniera per raggiungerti, sito, c'è una tua pagina Instagram. C'ho una pagina Instagram, insomma possiamo seguirti. Assolutamente sì, ho una vetrina, insomma, qui a Campo San Piero, come avete visto, fronte strada, e diciamo cerco di pubblicizzarmi facendo girare le opere. Noi di solito non andiamo da qualunque persona o qualunque artista, quindi cercatelo. Grazie. Senti, la tua passione, il tuo amore per il tuo lavoro mi ha fatto venire voglia, anzi le mie mani di solito cominciano a muoversi quando sentono l'artigianato, cioè l'arte attraverso il corpo. Facciamo qualcosa, mi fai provare qualcosa? Dai, vai. Dai, andiamo di là. Perfetto. Perfetto, andiamo. Benissimo. Stato bravo? Perfetto, direi ci siamo. Bene, non vi posso descrivere l'emozione perché si prova solo dal vivo, ma per questa emozione ringrazio Giovanni Nizzoli, Grazie. che mi ha dato l'opportunità di sporcarmi le mani, e sappiate che sporcarsi le mani quando si crea qualcosa è sempre una cosa bellissima. Grazie Giovanni, Grazie a te, Ivo, grazie. Che bello avere le gambe sotto la sedia, e sono però in una piacevole compagnia con Ferdinando, i fratelli De Marchi, e con la famiglia voi continuate questa realtà che è iniziata nel 52, se non erro, ok, con tuo padre, e serviva i lavoratori, i carrettieri che passavano, perché è importante questa strada, vero? Sì.
Questa è la statale del Santo. Statale del Santo, e che è a pochi passi proprio dal Treviso Ostiglia. Collegarsi Treviso, Castelfranco, Sì. su via Padova. Quindi insomma dal Campo Trevigiano Santiago. si va verso il Padovano. E in questo luogo molti si fermano appunto perché sono incuriositi dall'eccellenza che loro producono, in quanto usano prodotti di altissima qualità. Per esempio, caro Ferdinando, stasera cosa ci proponi? Stasera abbiamo il rognone trifolato con timballino di verdure e polenta biancoperla. Che è un prodotto, Sì, prodotto autoctono, sì. diciamo, no? Il rognone, uno pensa, ma il rognone È il rene. è il rene, sì, ma dico, magari uno Sì, cioè, psicologicamente rimane Esatto. colpito, e in realtà è un piatto straordinario. Come lo prepari? Praticamente viene preso il rognone, viene levato dal suo grasso, viene tagliato a listarelle, viene ripassato in padella con lo stesso grasso, e fanno una prima cottura. Poi viene raffreddato, poi prendono gli ingredienti che sono l'aloro, il porro, l'olio extravergine di oliva, il vino friularo, Che è questo che abbiamo davanti. esatto, e l'aceto, e viene praticamente messo in padella e parte, diciamo, la stufatura, il cucinato. E quanto rimane in pentola? Rimane bella mezz'oretta. Mezz'oretta, insomma. Anche Si può fare anche a casa, volendo. Si può fare anche a casa, sì. Però voi avete tanti altri piatti. Ad esempio, cosa Per si esempio trova? abbiamo la trippa con la menta, oppure i nervetti di manzo con le patate bollita. C'è chi se che fa i nervetti. No, cioè, finché li riusciamo a trovarli, perché Sì. non è detto. Sempre meno gente li prepara, e quindi chi Esatto. vuole mangiare questi piatti davvero veneti, diciamo Sì, così, piatti che sono sempre stati, anche una volta quando passavano i carrettieri facevano la trippa, il nervetto, mangiava queste robe qua. sì, e qua le trovate. Poi siete famosi voi, se non ricordo male, anche per la cantina di vini Esatto. e per i formaggi, vero? Esatto, abbiamo sempre un carrello di formaggi con minimo 18 pezzature diverse, a pasta molle, a pasta stagionata, a pasta morbida, a erborinati di E tutte poi le zone d'Italia. una carta vini. Una carta di vini che spazia da tutte le regioni del Veneto, anche il Molise, che è la più piccola. Poi abbiamo vini di Francia, di Spagna, del Reno, oppure del Sudafrica, o se no Oltreoceano magari. Nuova Zelanda, Australia. Peraltro, insomma, custodiscono gelosamente tutto questo in un caveau, quindi è un bene preziosissimo. Io direi di ringraziare Ferdinando, ovviamente, qui con me, anche Osorio, che è lo chef di questa locanda straordinaria. Se posso assaggerei un rognone, Eccolo qua. perché sono davvero incuriosito, sono anni che non l'assaggio, che non lo mangio, quindi e devo dire che è una cosa meravigliosa. Ferdinando, ho la bocca piena, ma se sei d'accordo facciamo un bel brindisi Sì, insieme. pronti, con il Evviva. friularo di Bagnoli. Evviva! E dopo questo brindisi, una piccola pausa, torniamo fra pochissimo. Evviva! Mi viene da dire che queste cose qua, cosa volete, mi emozionano. Oggi sono rapito, anche perché è un luogo non molto frequentato, non molto visto, per cui mi sento all'interno di una faccenda privilegiata, diciamo così. Ed è pazzesco perché la Treviso Ostiglia, questi 70 chilometri meravigliosi, è fondamentalmente divisa in due sezioni, chiamiamole così. La prima parte, che è in area trevigiana, è molto più lussureggiante, ci sono molti più alberi, corsi d'acqua, e questa invece, la seconda parte, che dalla provincia di Treviso porta a Padova e poi verso Vicenza, ci regala queste viste architettoniche storico-culturali eccezionali, come il castello di Montegalda. La dicitura corretta sarebbe Contarini, Grimani, Sorlini, gli ultimi proprietari. Quindi questo passaggio tra due famiglie patrizie veneziane, quando è arrivata appunto nel 1404 la Repubblica con lo Stato da terra.
Oggi questo è frutto di un passaggio lungo dal punto di vista artistico e architettonico. Ora è una residenza privata civile, ma poi la dottoressa Elisabetta ci racconterà anche come è possibile visitarla. Diciamo che storicamente non c'è nessun documento che attesti la presenza in questo luogo in era imperiale romana, anche se a noi piace ogni tanto curiosare nei misteri e nelle leggende. All'interno del chiostro principale c'è un segnale marmoreo che sta ad indicare una vecchia torre, addirittura una grata che ci mostra le fondazioni di questa torre. Qualcuno diceva che probabilmente fosse una torre di avvistamento proprio di epoca romana, si parla di III secolo d.C. Ma su queste faccende, sui documenti e sulla vera storia di questa dimora così bella e imponente ci racconta tutto appunto Elisabetta. Ci troviamo nel giardino all'italiana del castello di Montegalda, un luogo ricco di fascino perché è una stratificazione di varie epoche fino ai giorni nostri, dal Medioevo fino ai giorni nostri. E è un luogo di cui non sappiamo perfettamente la data di fondazione, ma con ogni probabilità si tratta dell'anno 1000. E questo è un luogo particolare perché ci troviamo a metà strada tra Padova e Vicenza, due città da sempre nemiche. E inoltre un altro punto di forza di Montegalda è l'attraversamento del fiume Bacchiglione, un fiume navigabile sin dai tempi più remoti che trasportava metteva in comunicazione non solo le persone, ma era anche un luogo di traffico commerciale. Di questo castello sappiamo non tantissime notizie, ma sappiamo che sicuramente è stato protagonista di tutte le lotte tra Padova e Vicenza nel periodo comunale. Subito dopo arriva Ezzelino da Romano, il quale nella volontà di conquistare Padova passa appunto attraverso Montegalda. Dopo Ezzelino da Romano, cercando di appunto fare una rapida sintesi, arriva la signoria carrarese in contrapposizione con quella scaligera. Entrambe si scontrano ancora una volta a Montegalda, il castello viene preso dagli scaligeri, distrutto, incendiato, ma poi probabilmente gli scaligeri si rendono conto dell'importanza strategica di questo luogo e lo ricostruiscono. Infatti l'impianto che noi vediamo oggi è esattamente quello scaligero e a testimonianza di questo abbiamo dei simboli, il simbolo della scala laggiù in fondo nella Torre Mastio che è diventata tale nella seconda metà del 300. La prima Torre Mastio era invece quella sulla sinistra. Anche là troviamo un ulteriore stemma scaligero. Il castello di Montegalda segue il destino di un po' tutti i castelli veneti. Nel momento in cui arriva la Repubblica di Venezia 1404-405, molti castelli veneti vengono distrutti. Questo invece viene mantenuto perché evidentemente si tratta di un luogo importante, strategico e anche bello perché effettivamente questo castello viene trasformato in villa veneta. Il primo proprietario nobile veneziano è Andrea Contarini, il quale con un documento importante conservato all'Archivio dei Frari a Venezia ci racconta quelli che sono state le opere di trasformazione da castello militare a luogo civile. E quindi in questo documento troviamo tutte le note di spesa che lui ha sostenuto per questo tipo di trasformazione. Vediamo per esempio che nella cinta muraria non ci sono delle feritoie come ci immaginiamo in un castello medievale, ma ci sono delle grandi aperture, delle grandi finestre con balconcini. Ecco che questa è già una prima trasformazione. Il camminamento di ronda con la merlatura è stato totalmente tamponato ed è stato trasformato in un corridoio che collega la Torre Mastio principale con la secondaria torre. Altri elementi presenti in questo documento sono anche quali oggetti lui porta da Venezia. Si tratta di mobili antichi, armi, tappeti da Costantinopoli
E una nota importante va alla pala che oggi è conservata nella piccola chiesa della Deposizione del Cristo. È appunto una pala che ritrae la Deposizione del Cristo, una pala probabilmente di opera veneziana costantinopolitana che gli studiosi attribuiscono più o meno al 1200. È un'opera davvero particolare perché ha uno sfondo costituito da piccole tessere di mosaico dorato e in aggetto la figura della Deposizione del Cristo lignea. E la possiamo vedere appunto all'interno di questa chiesa e abbiamo notizia di questa pala a partire dal 1562, quando appunto Andrea Contarini la trasporta da Venezia a qui. Ecco, il castello di Montegalda oggi è visitabile l'ultima domenica del mese e le informazioni relative a queste visite le potete trovare nella pagina Facebook dell'Associazione Culturale Memorabilia. Bello. Sono quelle giornate in cui mi sento super contento. Adesso io prendo il nostro mezzo, a poche centinaia di metri c'è l'imbocco appunto della Treviso Ostiglia, riguadagno la bicicletta, raggiungo Ivo e chiudiamo questa nostra avventura. Che bella quercia. Le querce sono un macro gruppo, un genere, Quercus, che possiamo raggruppare nella Quercus petrea, che è il rovere, l'ilex, il leccio, tutti alberi che abbiamo già incontrato, la pubescente, la roverella, ma poi c'è anche la subere, quella da sughero, la coccifera, quella con le foglie a punta. Questa è una robur, una farnia, diciamo che è delle querce quella che lavora tanto ma non si vanta mai di quello che fa. Perché? Vi faccio un esempio. Le botti di rovere per invecchiare i vini, i vari distillati in realtà sono di farnia, quindi non è rovere ma farnia, perché il suo legno dà degli aromi molto particolari. E è, come tutte le querce, una pianta monoica, cioè gli organi maschili e femminili coesistono e si autofecondano. Bello da sapere è che i fiori, gli amenti, i grappoli di fiori sono gialli, mentre la parte che diventerà poi la ghianda è verde. La ghianda, per distinguere, per riconoscere la farnia, basta guardare il picciolo, perché la ghianda è attaccata a un picciolo lungo rispetto al rovere che ha le ghiande attaccate al ramo.
Altra cosa curiosa, in Inghilterra vicino o nella foresta di Sherwood c'è quella che chiamano la Major, una grande quercia, una grande farnia che sembra, grazie alla sua possenza, sia riuscita a difendere il famoso Robin Hood. Ora, proprio perché questo è un albero che non si vanta mai di ciò che fa, andrò ad abbracciarlo, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Eccoci qua, innanzi a questa meraviglia. Una delle ville venete più grandi e imponenti è Villa Contarini Camerini. Nel 1546 questa villa viene realizzata non come la vediamo oggi, ma molto più semplice, in stile più classico, su progetto del Palladio, per volontà di Paolo e Francesco Camerini. Poi quello che vediamo oggi è frutto del grande ampliamento che viene compiuto nel 600, quindi la bellezza tipica del gusto di quel periodo, che è lo stile barocco, ed è qui molto molto evidente. Dicevo, è davvero un edificio imponente. Pensate che all'interno di questa villa ci sono 144 stanze e un totale di 6.000 metri quadri calpestabili. Quindi provate a immaginare quanti appartamenti moderni ci starebbero all'interno di questo edificio. Domina il centro di Piazzola sul Brenta e nella piazza si vede questo grande edificio semicircolare che altro non era che una foresteria, dove dormivano, alloggiavano ospiti, oppure si contenevano anche prodotti dovuti al lavoro della terra, perché la villa era essenzialmente una grande azienda agricola, oltre che una domenicale di riposo per i signori di Venezia. Già dal 1268 tutta quest'area è possedimento del comune di Vicenza, passa poi ai Carraresi e Maria da Carrara dà in dote ai Contarini per il matrimonio questa terra, dove c'era la presenza di un fortilizio medievale, che poi diventa diciamo così, la struttura portante della prima villa del Palladio. E quindi tutto questo nasce nel Medioevo per splendere completamente durante il periodo prima rinascimentale, poi barocco, per continuare questa lunga vita con il primo grande polo industriale di Piazzola a metà dell'Ottocento, con l'acquisto di questo possedimento da parte della famiglia Camerini, che rinnova la bellezza, la modernizza, ma tutto questo lo sentiremo raccontare dalle parole del dottor Alessandro. Noi ci godiamo questa ampiezza, questi 40 ettari di giardino che rendono questo abitato antico forse non tanto una villa, direi molto di più, una reggia.
troviamo adesso nella sala delle villeggiature. È una sala molto particolare che si discosta un po' dalla tradizione delle ville venete, nel senso che non è una sala le cui decorazioni risalgono al 500-600, ma è una sala le cui decorazioni risalgono alla seconda metà dell'Ottocento e ci racconta la rinascita della villa ad opera della famiglia dei Camerini, che acquista l'edificio nel 1852 dopo un lungo periodo di abbandono che segue la morte di Marco Contarini nel 1689, che era stato l'artefice e l'iniziatore della storia della villa di Piazzola come la conosciamo oggi. Era stato lui a decidere di trasformarla in una vera e propria reggia. Quando i Camerini arrivano a Piazzola, la villa era rimasta incompiuta alla morte di Marco Contarini e decidono di restaurarla inizialmente, proseguirne l'ampliamento e sempre con più convinzione si applica non solo alla villa ma anche al territorio circostante, quindi con migliorie dal punto di vista idraulico, con investimenti sul territorio e anche alla città di Piazzola stessa, che viene trasformata in uno dei primi borghi industriali del Veneto, tanto che poi negli anni successivi, nei primi anni del Novecento, verrà addirittura soprannominata la città del lavoro proprio per la quantità di industrie, anche qualificate, che ospitava il paese rispetto al territorio circostante. Troviamo ora nella biblioteca della villa. Anche questa è una delle innovazioni introdotte dai Camerini, partendo con Luigi, poi con il figlio di Luigi, Paolo, e addirittura sono arrivati alla terza generazione con Luigi Silvestro Camerini, tutti e tre collezionisti appassionati di libri. Erano riusciti a raccogliere circa 40.000 volumi all'interno della biblioteca. Era una delle più ricche biblioteche private del nord Italia, sia per quantità dei libri e sia per la qualità di quello che conteneva. Attualmente contiene circa 20.000 volumi che sono stati recentemente inventariati e catalogati dalla Regione del Veneto, che è l'attuale proprietaria dell'edificio, ma la cosa curiosa è che noi adesso consideriamo gli arredi di questi edifici come degli arredi antichi perché risalgono a un centinaio di anni fa. E in realtà un centinaio di anni fa si trattava di arredi moderni, erano anche questi simbolo del nuovo corso che si voleva dare a questo antico edificio e quindi anche la parte abitativa della villa era improntata ad un concetto di funzionalità e di vivibilità. Era una villa che era stata restaurata non solo per organizzare ricevimenti, non era solo una sede di rappresentanza, ma era anche un edificio nel quale si poteva vivere, nel quale la vita era diventata più comoda rispetto a 200 anni prima, ed era un edificio dove anche il mobilio, quello nuovo naturalmente, da parte che veniva utilizzata, era moderno, fruibile, innovativo e anche piacevole dal punto di vista estetico. Ivo Gallo? Ancora il casco.
Vabbè, toglielo. Sono dimenticato. Ok. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa senza casco. Sei contento? Contentissimo. Si chiude questo nostro viaggio lungo la meravigliosa via ciclabile Treviso-Ostiglia. Se sei d'accordo, ti lascio con un pensiero. Pedalare lungo le strade e i sentieri del Veneto è un'immersione nella bellezza autentica, dove ogni pedalata rivela scorci di campagna e testimonianze storico-artistiche. Il cicloturismo non è solo un viaggio attraverso luoghi, ma un'esperienza che indaga l'anima genuina del paesaggio. Da Ivo Gallo, Soprattutto da Lele Marcassa. si chiude questa nostra avventura. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Treviso Ostiglia, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 cani.